Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 fu ripresa da Alain una collaborazione veneta con una TV web locale. All'interno di questa proposi una rubrica culturale retta da interviste con artisti selezionati dal sottoscritto. L'iniziativa fu estemporanea a causa di velate interferenze locali. Ad ogni modo, oggi 2022, per restare vivi e anche come forma celebrativa personale e degli stessi artisti, si riporta un estratto, ossia una domanda, all'interno della presente sequenza. L'elenco degli artisti è visibile nel testo esplicativo. Una buona visione da Alain. Tutto nacque dal teatro, nel momento in cui una scenografia, ossia un cielo stellato, si racchiuse in fronte a te. Da lì i corpi colori, le piegature e tutto il tuo mondo artistico. Sai, io negli anni 70 ero a Roma e il mio lavoro consisteva in delle tele di lino leggere, piegate su se stesse, che creavano un mondo di luce e un'atmosfera di impalpabilità. Anni dopo ebbi l'occasione di fare un'opera lirica, La Lucia di Lammermoor. In questa opera io ho creato 2 o 3 scene, ma c'era una in particolare che era la scena della follia di Lucia. A questo punto io ho creato un grandissimo fondale panorama che pigliava tutto il teatro e a terra avevo messo una serie di sabbie in lontananza, come se fosse un deserto, dove non c'erano appigli o possibilità di misurare lo spazio. E questo, secondo me, poteva portare alla follia. Questa scena, io capitai per caso alla fine dello spettacolo e vidi 2 macchinisti che scendevano questo grande fondale, questo telo, e fu come se calasse la volta celeste. E i 2 macchinisti incominciarono da una parte e uno dall'altra a piegare questo cielo. A ogni piega diventava un colpo allo stomaco, una visione diversa dello spazio. Cioè, sembrava che questi 2 uomini piegassero veramente il cielo. Da lì ebbe l'intuizione forse di come dipingere un cielo e portarsi in un fagotto di memoria che sembrava da potersi portare in una valigia e spedirlo ovunque o portarlo ovunque. Questa cosa chiaramente mi fece venire una serie di immagini incredibili. Una delle immagini più vive era quella dei nomadi che vanno in un deserto, in un luogo della transumanza, fanno mangiare le loro bestie, quando finisce questo raccolgono le vettovaglie e vanno in un altro luogo. Ma tutto questo comprendeva una serie di cose incredibili. Quando finisce questo raccolgono le vettovaglie e vanno in un altro luogo. Ma tutto questo comprendeva una serie di cose incredibili, come che non è vero che ne raccoglievano le vettovaglie, raccoglievano solamente le loro vettovaglie, raccoglievano la memoria, le esperienze, le malattie, i dolori, tutto quello che hanno passato nel periodo in cui stavano fermi. E la cosa mi si illuminò nella mente la possibilità di non fare solamente la pittura come oggetto quadro, ma la pittura quasi come memoria di immagini passate, che non me ne fregava niente
se un altro non li vede o il fruitore non li vede. Io li chiudevo all'interno di uno spazio che veniva avvolto, per cui diventavano scrigni di memoria. E così. Poi ci fu una frase di Arturo Parisi che mi diede chiarezza di questo pensiero, che era: l'arte nasce per caso o per miracolo. E l'arte veramente nasce per caso o per miracolo, perché un input, un'intuizione. Sai, Rilke diceva che è un colpo di vento, che è nulla. L'arte è un momento. E per cui, vedi, questo viaggio continuò negli anni e si approfondiva sempre di più. Le mie piegature diventavano sempre più corpo-colore, più volume, e alla fine feci questa grande mossa alla Fondazione Mudium di Milano, che era la notte piegata, e da lì continuò il mio percorso, che non è solamente il percorso di piegare le cose. A me non me ne frega niente di piegare le cose, a me mi interessa che nella piega c'è il mio tempo, c'è la mia storia, la mia vita, i miei pensieri, per cui nel momento o nel tempo in cui io faccio un'opera passano 1000 visioni nella mente, cieli infiniti, universi, deserti, e là dentro non ci stanno solo le pitture fatte in termini di mestiere, di tecnica, ci sta un pensiero. Vedi, Leopardi ha detto che ha visto l'infinito perché c'era la siepe, e solo se c'è una siepe davanti tu puoi vedere l'infinito. Il visibile ti dà la possibilità di vedere l'invisibile. Artisticamente può essere definito come un contemporaneo alchimista? Ma è una parola che mi spetta molto e ci tengo molto a questa parola. Il fatto che io negli anni 60 avevo immaginato questo decollo delle tecnologie come è avvenuto oggi, e ho sempre fin da allora immaginato che la televisione non fosse un elettrodomestico da cucina, ma fosse veramente un materiale meraviglioso col quale si potesse fare dell'arte. In quegli anni in cui imperava la pittura di Gottuso, Migneco, Cassinari, la pittura borghese italiana, un pazzo di un ragazzino come ero io, giovanissimo, fece una specie di grande incetta di televisori come erano allora, e mi sono messo a studiare e a indagare sulle nuove tecnologie, che oggi sono archeologia, però allora erano veramente nuove. E sono stato veramente in una situazione in cui in quel momento c'era l'arte povera che cominciava a evolversi, a iniziare alla fine degli anni 60. E io invece ho pensato, come un alchimista, come tu dici bene, e ho pensato di mettere insieme, di far convivere elementi dell'arte povera come la pietra, il marmo, diciamo il carbone, i materiali poveri con il cangiante elettronico. Cioè ho cercato di mettere insieme degli elementi apparentemente distanzianti, lontanissimi tra loro, e farli convivere perfettamente come dei vasi comunicanti. E questo è stato l'inizio veramente del mio lavoro. In Italia c'era nessuno, in Europa eravamo pochissimi, e dopo abbiamo visto che in fondo arte e tecnologia è uno dei grandi filoni d'oggi della cultura. La vita è fatta di intrecci, spesso corretti, positivi, spesso negativi. Nei suoi intrecci, come opere d'arte, monocromatici, le percezioni si aprono all'indefinito. Sì, si aprono all'indefinito. Sì, perché l'indefinito
e il non finito, e quindi non è una cosa morta, perché il finito è una cosa morta, l'indefinito, l'infinito è una cosa che non finisce mai, quindi è sempre vivo nel tempo e nello spazio e nelle quinte e seste dimensioni praticamente, che non abbiamo soltanto 3 dimensioni o 4 dimensioni, ma c'è anche lo spirito, c'è anche la mente, l'aria, c'è l'universo e quindi l'infinito è l'infinito. Sì, per quanto riguarda appunto gli intrecci che sono delle situazioni umane, gli intrecci della vita è fatta tutta di intrecci, di incastri, no? Di intrecci, eccetera. E quindi praticamente nascono questi lavori già nei primi anni 60, praticamente. Sì, quindi ho portato avanti per una decina d'anni queste robe qua, ma prima ancora c'erano anche altri lavori di questo tipo, come un pochettino differenti, però sempre inerenti alla proiezione matematica, a questa disciplina, diciamo, che sono i mediterranei, no? Io li chiamavo bianco mediterraneo, rosso mediterraneo, sempre un po' monocromi, no? Materici, monocromi, perché in quel periodo lì c'era questa influenza, diciamo, influenza del, del monocromo, no? O di Yves Klein, no? E poi dopo di Manzoni, di Castellani, poi ancora anche prima di Fontana, quindi c'era questo movimento, questa situazione non dell'assemblaggio di colori, ma di un solo colore che dava più pulizia mentale. L'ideazione di un testo musicale o di un'opera d'arte. Tu fai pittura, fai scultura, anche installazioni, lavori con la luce, quindi col neon, ha comunque delle basi sinergiche in entrambe le direzioni. Quali sono per te? Per me l'una e l'altra, diciamo soprattutto in composizione o scrittura e pittura, che poi insomma sempre la scrittura è, nel senso, sai che faccio quadri dipingendo parole, però diciamo che c'è una parte in quello che è nella scrittura che in fondo è più terapeutica o è più ti impegna più, diciamo, il cervello, la parte mentale, mentre la parte pittorica è più liberatoria perché ha un gesto in sé, quindi lavorano un po' come vasi comunicanti. Quando c'è una parte che magari uno è stanco, non ha trovato il verso giusto, non ce la fa più, deve staccarsi un po' dalle cose per vederle un po' meglio, allora sicuramente dipingere, che invece è un'attività molto più rilassante, in quanto poi io lavorando su queste linee di scrittura che sembrano un po' dei mantra, una preghiera, ti fanno, diciamo, ti portano qualsiasi tipo di, come posso dire, di alterazione che tu abbia, te la riportano a zero. È come fare una seduta psicoanalitica, un po' che ti porta indietro. Quindi io credo che lavorino molto come basi comunicanti e uno aiuta l'altro. La pittura analitica ha segnato il ritorno ad un codice espressivo fatto proprio da ogni artista che vi appartiene, utile a costruire un approccio diverso rispetto al trend dell'epoca, e quindi ci riferiamo alla fine degli anni 60, inizio anni 70. Sì, la pittura analitica nasce all'inizio degli anni 70, no? Con idee all'inizio molto approssimative, con mostre molto variegate, con artisti che non c'entravano con la pittura analitica, ma questo avviene sempre quando nasce un movimento. Insomma. Poi la pittura analitica è un fenomeno, è una corrente che dura massimo 7-8 anni, non è che adesso ne parliamo come è stato un movimento lunghissimo, invece è stato abbastanza corto. No? In Italia c'era, chi se ne occupava era Filiberto Menna,
che non chiamava assolutamente pittura analitica, anche se lui ha scritto il libro, La linea analitica dell'arte, ma non nomina mai la pittura analitica. Parla sempre di pittura, nuova pittura. Adesso è diventata tutta pittura analitica. No, la cosa è molto buffa, perché allora guai a parlare di pittura analitica, perché eravamo in 3 o 4 a parlare di pittura analitica. Perché il termine pittura analitica è stato coniato da Klaus Honeth, no, in Germania, e ne ha fatto anche un decalogo di che cosa era la pittura analitica. Era principalmente basata sui processi pittorici, no? Cioè dice, la pittura analitica nasce dal concettuale, perché il concettuale, Kossuth aveva detto che la pittura era morta, esisteva solo come filosofia dell'arte. Noi ci siamo ribellati a questo, se no la pittura l'hanno sempre per morta, poi non so per quale miracolo risuscita sempre, no? E io ne sono contento perché mi giudico un pittore, insomma. E dopo queste prime mostre, che erano molto confuse, perché si mettevano molti artisti, bravissimi tra parentesi, no? Cioè, non critico gli artisti, ad esempio tipo Calderara, avevano messo, che erano pittori di bassa percezione, cioè bastava fare cose ti vedo e non ti vedo, veniva etichettata come pittura analitica. Cose che somigliassero un po' a Bana Newman, erano pittura analitica. Pittura analitica era una cosa precisa, no? Rifondiamo un linguaggio sulla pittura. Per rifondare un linguaggio non parti da una cosa già completa, compiuta, devi cominciare ad analizzare punto per punto tutti gli elementi della pittura. Che cos'è un telaio, che cos'è una tela, che cos'è una campitura, che cos'è riempire un colore, che cos'è un segno, che cos'è... andiamo avanti, no? Un tratteggio. Cioè, su questi piccoli elementi molto minimali, no? Ripetuti, si cominciava a formare un linguaggio. Questo avveniva molte volte, cioè su parecchi artisti in Germania. In Italia prevaleva ancora un concetto di pittura abbastanza lirica. Non voglio fare nomi perché sono tutti artisti che sono amico e sono validi, no? Ma c'era un artista che usava olio, per dire, non aveva più senso usare l'olio, no? La pittura a olio, perché come non ha più senso adesso? Ci sono talmente tanti materiali, no? Ma infiniti, che se l'avessero avuti i nostri padri pittori nel Rinascimento, facevano chissà che cosa, no? E lì questo fenomeno ha avuto la sua apoteosi un po' con Kassel, poi purtroppo è venuta la Spontanmalerei, l'equivalente dell'altra salvaguardia italiana, e praticamente ha azzerato completamente il discorso della pittura analitica e ha fatto la sua fortuna sulla pittura analitica, perché gli abbiamo preparato il terreno. Ritrarre un personaggio celebre o comunque una persona di tutti i giorni, in studio, ma anche un ambiente esterno. Partendo proprio da quanto hai detto poc'anzi, possiamo trovare un filo conduttore anche nelle ambientazioni, perché molti tuoi scatti sì sono in studio, ma anche sono live, quindi all'aperto. È vero, io prediligo gli scatti all'aperto perché
Quando mi è possibile, che non ci sono vincoli professionali o richieste specifiche di committenti che possono far capo al mondo editoriale piuttosto che pubblicitario, mi piace portare e collocare il soggetto che sto fotografando in un contesto che può essere allineato alla sua persona oppure in contrasto con le caratteristiche della sua professione, per esempio. E trovo e penso che trovarsi in una location particolare, in qualche modo, già questo può contribuire ad emozionare la persona. Non a caso noi giriamo cercando di frequentare luoghi che in qualche modo ci restituiscono delle sensazioni. E quindi lavorare in esterni, secondo me, predispone la persona in qualche modo a risvegliare un certo tipo di flusso emotivo. La scelta dei luoghi ovviamente fa molto spesso capo a quello che io da un punto di vista estetico amo. E molto spesso ho fatto ricerca di location particolari perché erano luoghi belli di per sé, al di là del soggetto che poi andavo a fotografare, e questo penso che sia un lavoro che contribuisce anche a creare appunto un minimo di interazione con la persona e quindi tra la persona e il luogo. Lo studio da questo punto di vista non aiuta, perché di fondo poi ti trovi a portare una persona in un luogo sì accogliente, e il mio studio l'ho reso più accogliente possibile, però stiamo parlando comunque di una persona che varca la soglia di uno spazio e dovrebbe in teoria cominciare a restituirti delle emozioni. Questo processo molto spesso è molto più lungo perché richiede più tempo, richiede conversazioni e cercare di entrare in contatto e di capire l'altra persona. Tutte le volte che ci siamo trovati poi a decidere dei luoghi, o io ho proposto dei luoghi, questo agevolava un po' questo tipo di meccanismo, soprattutto perché spesso recandoci poi in location c'era già lì il tempo di avviare quel processo di lavoro che non è solo legato al singolo scatto, ma è molto legato allo stabilire un contatto, a entrare in contatto, ad avere consapevolezza e conoscenza della persona che si sta fotografando. Nei tuoi cicli tematici vi sono anche delle opere in bianco e nero, un modo espressivo per dare maggiore peso a forma e contenuto. Perfetto, esatto. Nell'inizio della manifestazione del stile per questo che sono conosciuto, nel 1982 ho dipinto solo in bianco e nero perché perché la mia arte prima di questo erano line drawings, disegni con righe, con lo stesso soggetto, uomo e donna senza volto. Era molto concettuale e la cosa più importante era il messaggio contenuto mentalmente del disegno. Quando cercavo di dipingere, non volevo rischiare che i colori giallo, rosso, verde può fare distrazione del messaggio. Comunque niente colori, però dopo quasi un anno ho fatto il rischio di inserire colori e adesso sono molto è comodo usare colori. Però c'era un altro anno, 1999, quando sono tornato a dipingere solo in bianco e nero. Ho fatto tutta la mia vita in bianco e nero, tutti i vestiti bianco e nero, anche i pigiama, non c'erano piante dentro la casa. Quando dovevo dipingere animali, ho dipinto solo pinguini e la zebra. Questo era per un'altra ragione, perché sapevo che
il secolo stava per finire e volevo reintrodurre colore nel 2000 con una grande esplosione, e per fare l'esplosione più forte volevo contrastare con un anno senza colori. Donald, how do you intend action in contemporary painting? Cosa significa la parola azione nella pittura contemporanea? There are 4 parts to any painting: the idea or the concept, the object or the materials, the process, and the context. For a work to be successful, the parts must converge and work in a synergistic way. The process of making my painting, sometimes called action painting or lyrical abstraction or gestural abstraction, is a style of painting where the paint is spontaneously and vigorously applied. The resulting work emphasizes the physical act of the painting or the process. So the process is an essential aspect of the finished work. I believe that this offers the viewer the opportunity to participate in the painting rather than be a casual observer. I want the painting to act like a transponder between the viewer and the artist. You know, in the history of Western art, artists from Cimabue to Picasso painted from their wrist. William de Kooning painted from his shoulder. I find myself painting using my whole body like a dance, and I'm immersed in the painting. I begin in the center of the painting, and I'm literally and figuratively in the painting when I make it. Action is based on kinesthesia or kinesthesis, which is the physicality of my body. Sto bene, sto male, fanno bene, fanno male, per indicare il gruppo Blu Vertigo, un iter fondamentale della tua carriera. Sì, una delle basi del percorso di evoluzione per quel che riguarda la musica e l'arte in genere. In realtà la canzone si chiamava L'Assenzio ed era stato il nostro modo di prendere parte al Sanremo 2001. Diciamo, è una canzone con svariati significati, però mi risuona molto per come vivo il mio meccanismo anche personale. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Accettare i due lati della situazione e cercare di creare un bilanciamento tra quello che sono i due poli opposti. Mettiamo un punto a capo ed entriamo nella tua forza, perché la tua pittura è ricca di dettagli e le tue qualità pittoriche si vedono nei dettagli in ogni singola opera, che vengono complessivamente, sapientemente, sempre dipinte. Sì, beh, i dettagli, Alain, sono fondamentali nella mia pittura. È proprio grazie ai dettagli che, appunto, tra l'altro i miei quadri magari si distinguono anche da quelli che cercano di un po' di scopiazzarli, no? Un po' riprendendo il mio stile, i miei colori e purtroppo spesso anche gli stessi soggetti. Quindi il dettaglio mi consente di valorizzare il mio lavoro, di far sì che la mia pittura si distingua da tanti altri lavori più o meno simili, diciamo così. E tra l'altro, insomma, quelli che più sui quali io amo perdere un po' più di tempo sono proprio quelli, per esempio, che possono valorizzare ancora di più il viso, no? I volti che io dipingo, quindi, che ne so, vedi le ciglia, semplicemente le ciglia, quindi o il sopracciglio o l'attaccatura dei capelli, quindi la luce tra i capelli, quasi come a renderli poi tattili, no? Poterli setuosi. Questi sono i dettagli che più amo dipingere, proprio perché danno quello slancio in più alla mia pittura che la valorizza il soggetto dipinto, per cui sono fondamentali. Poi nell'ultima produzione
ci sono degli elementi in più, ci sono dei pizzi, quindi dei tessuti molto particolari, quindi pizzo, delle maglie particolari sui tessuti, dei drappi, e sono ancora più elaborate queste ultime opere, sarebbe il ciclo delle tentazioni, no? che speriamo quanto prima io possa portare in mostra, e proprio lì, insomma, in questa serie di opere si può andare proprio in profondità e andare proprio a vedere il dettaglio, la minuziosità delle pennellate, della pittura, proprio a ricercare proprio il tessuto, quindi come ti posso dire, l'aspetto iperrealistico dell'immagine, cosa che io fino a poco tempo fa ancora non facevo, insomma, non è mai stata una sfida alla fotografia la mia pittura, non ho mai detto di essere un iperrealista, non lo dirò mai, però in quest'ultimo ciclo di opere mi ci sto un po' avvicinando, quindi andando ancora di più a curare il dettaglio, che comunque è sempre stata una componente fondamentale della mia pittura, la cura del dettaglio, come hai detto tu. La tua forma espressiva si muove lungo una comunicazione retta da codici geometrici e policromi. Diciamo esatto, in parte, comunque le mie origini sono senz'altro quelle, anche perché è un segno istintivo, un segno dell'inconscio. Poi nel tempo comunque subisce anche una certa forma lirica, quindi perde quella precisione dell'astrattismo, diciamo, geometrico puro. Comunque il colore fa parte senz'altro del mio linguaggio pittorico. Ecco, il tuo iter ruota liricamente, come hai appena ribadito, tra espressioni divise in un vigore russo e una poesia francese, che sono le due aree della storia dell'arte da cui parti e da cui elabori e da cui crei un tuo stile. Sì, esattamente, hai inquadrato molto bene quello che sono le mie origini del mio pensiero, della mia scrittura, diciamo, artistica. In realtà le avanguardie storiche russe, indubbiamente dal suprematismo al costruttivismo, e poi man mano anche con gli artisti che più hanno influenzato il mio lavoro, tipo Polyakov, appunto russo, e il francese Maurice Estève, quindi si ritrova questo connubio, chiaramente influenzati a loro volta da letterati e poeti francesi, Apollinaire e Breton soprattutto, insomma, ecco. Breton, per quanto mi riguarda, perché io credo molto così, un'influenza della nostra psiche, del nostro inconscio sul linguaggio primario che si ha di fronte a una terra. Ecco. Oggi tutto passa e in pochi istanti tutto è già rivisto allo stesso tempo. Cosa vuol dire per te essere un pittore informale contemporaneo? Ma allora io parto da un presupposto che un artista, almeno per quello che mi riguarda, dovrebbe solo ed esclusivamente dipingere e non dare spiegazioni per quello che è il suo sentimento espressivo. Però è giusto, visto che comunque io sono un artista che è anche sul mercato, dare delle risposte a chi si pone delle domande guardando un'opera informale. Per quel che mi riguarda, la pittura informale, a differenza di quello che è stato raccontato negli anni passati, non è l'urlo di un dramma vissuto, no, assolutamente. Per me la pittura informale, come la vedo io, come la sento, non è altro che un dialogo profondo che l'individuo fa con se stesso inconsciamente. Quindi è la ricerca di un qualcosa dentro di sé, quindi qualcosa di indecifrabile rappresentato sulla tela in maniera indecifrabile. Quindi possiamo dire un'unione di emozioni e stati dell'anima che tu provi davanti alla tela bianca e attraverso il segno, il gesto e le cromie
vai appunto a delineare poi un tuo percorso che in ogni opera è diverso. Beh, certo, assolutamente, come nel caso alle mie spalle c'è un'opera dal ciclo Cromofobia, quindi un'opera in bianco e nero, come in questo periodo è una sorta di sole bianco e sole nero, la drammaticità del momento che noi viviamo, io la rappresento in questo modo, ma non perché devo denunciare qualcosa di drammatico, assolutamente. No, semplicemente perché inconsciamente dentro di me sento in maniera viscerale di esprimermi in questo modo. Ci avviciniamo alla decade, da quel fervore che si creò dopo quella mostra stupenda al PAC di Milano. Sono successe vendite, televendite, complimenti, siete apparsi, parlo un po' come gruppo e tu sei sempre all'interno di questo gruppo anche in numerosi magazine, numerose interviste, mostre, però la street art, almeno in Italia e anche in altre parti del mondo, ha sempre delle ondate, c'è sempre, perché la street art, i graffiti, i murales, tutto questo mondo urban esiste sempre, però ha dei picchi di interesse e anche dei momenti in cui effettivamente ritornate alla ribalta, ma voi effettivamente ci siete sempre e avete il vostro contenuto. Ecco, partendo da questo fatto che ci avviciniamo a questi 10 anni, siamo in un momento di calma o comunque c'è sempre un fervore? Ma come hai detto tu giustamente, la street art e il graffiti writing non si fermano mai. Sono due linguaggi che fondamentalmente, come tutti sanno, nascono per la strada, perciò la nostra attività si divide un po' tra il appunto lavorare e realizzare le nostre opere sui muri delle nostre città e poi dedicarci a dei momenti invece di arte più contemporanea, lavorando su altri tipi di superfici come sono le tele o altre superfici che finiscono poi diciamo nella struttura dell'arte contemporanea classica, delle gallerie, museali e via dicendo. Perciò tu mi parlavi del successo del graffiti writing, del post-graffitismo e della street art. È un caso strano quello italiano, nel senso che in tutto il mondo questo linguaggio viene celebrato in musei, in nuove mostre e con commissioni importantissime su muri delle nostre città. In Italia forse che siamo le più legati a una tradizione più classica, insomma si fa un po' più fatica. I nostri vicini, per esempio francesi, con Art Curiala hanno delle aste esclusivamente dedicate a questo mondo. Qui in Italia sembra che ci siamo addormentati a quel 2007, insomma, pensavamo che ci fosse un'evoluzione che continuasse. E per quanto ci riguarda, noi il nostro lo continuiamo a fare, realizziamo libri, realizziamo mostre, però non riusciamo a avere quel piedino importante, diciamo, nella struttura arte classica, diciamo, che ci accoglie, come hai detto tu, a targhe alterne. Ci sono dei momenti in cui veniamo celebrati e momenti in cui sembra quasi che non esistiamo. Però la nostra attività continua. Quando non finiamo dentro dei musei, state sicuri che ci trovate per le strade a dipingere. E se uno va a vedere, per esempio, i risultati d'asta internazionali, tra i risultati più importanti ci sono comunque degli artisti che arrivano dal nostro mondo. Perciò uno su tutti, Banksy, che penso che conoscono tutti, non è proprio uno che fa dei risultati così. Se vogliamo andare nel circuito dell'arte contemporanea, qualcuno conosce per caso Art Basel Miami? Ecco, Miami c'è praticamente un'intera zona della città che si chiama Wynwood, che è stata dedicata a celebrare questo mondo, questa cultura e questo linguaggio, che sia di graffitismo o di street art. Perciò forse è provincialismo questo, nel senso che se uno comincia a girare il mondo si rende conto che siamo legati, sì, come hai detto tu, a quei nomi importanti che ci danno sicurezza, ma mettiamola così, i veri collezionisti sono quelli che sanno anticipare, non quelli che sanno seguire quello che è già una certezza. È chiaro che in questo periodo, che non è certo un periodo fortunato per l'Italia, tutti vogliono andare sul sicuro ed essere tranquilli dei loro acquisti. Però mettiamola così,
se volete vedere i nostri lavori, ci sono anche quelli gratis, che sono quelli sui muri delle nostre città, perciò non dovete fare nessun investimento, almeno andate a vedervi i nostri muri in giro per la città, che sono un museo a cielo aperto gratis per tutti, che può essere visto senza rischiare niente in giovani sbarbati, che poi non siamo neanche così tanto sbarbati, perché siamo tutti ormai quelli della prima generazione intorno ai 50, perciò mettiamola così, gli artisti importanti sono quelli che vengono celebrati quando sono morti. Mi sa che se avremo la fortuna che succeda anche a noi, succederà proprio con questo modus operandi, insomma. Ricordando una citazione a te cara di Baudelaire, la sorpresa è una parte essenziale della bellezza. Nelle tue opere è celata appunto qualcosa spesso di non così evidente, da scoprire come quasi un regalo, un volto o una figura all'interno della natura appaiono sempre con dolcezza e soavità. Allora, premetto che la mia dialettica non è delle migliori, perché io dipingo, non faccio né l'oratore né lo scrittore, né tantomeno il filosofo. Non devo giustificare niente facendo il filosofo con tutte dichiarazioni di intenti cervellotici, insomma, io dipingo. La mia pittura è una celebrazione della bellezza, soprattutto, perché non è una celebrazione, non una sfida a questa entità superiore che ha creato tutti questi miracoli. E per farlo ho bisogno di coinvolgere il più possibile i fruitori delle mie opere, anche con dei mezzi, nascondendo dei piccoli enigmi dentro le mie opere. Questi che sono poi volti, figure, eccetera. Queste figure, questi volti servono soprattutto per coinvolgere il fruitore e rappresentano anche il fattore umano, cioè, faccio sempre un esempio, una sedia, guardiamo una sedia, un falegname vede la sedia e vede il legno, un architetto vede la sedia e vede il design, vede la forbice, una malaipiedi vede la sedia e un'ancora di salvezza. Per me questo qui è il fattore umano, cioè è la dimostrazione che nonostante il soggetto sia sempre quello, ognuno vede in base alle sue esigenze, in base alla sua cultura, in base al suo sentire, vede la sua maniera. E poi ogni mia opera, senza voler peccare di posizione, è una metafora della vita. Una vita che può essere comunque un gioco, nonostante sia crudele, cinica, quello che vuoi, ma è meraviglioso. È un gioco questo qui che puoi solo giocare e non vincere. Enigmi convivono in alchimie, possiamo anche dire, dove la fotografia viene posta in un contesto pittorico, gesto, segno, pigmenti, resine, dove ottieni sempre delle liriche combinazioni espressive e visive e dietro di te comunque una piccola dimostrazione. Sì, diciamo che sono un alchimista e un perfezionista, sono uno che ha letto i manuali di De Chirico, appunto per trasgredire naturalmente in musica, in letteratura, devi assolutamente superare te stesso, quindi la disciplina è importantissima, devi stare al chiodo, come si dice a Roma, devi stare sul banco a provare i colori, a provare la fotografia, a provare tutto quello che è contemporaneo. Insomma, Schifano diceva che l'arte contemporanea è tale quando sta in pace con il cinema, la letteratura e la fotografia. Ecco. La storia dell'arte si muove comunque analizzando i diversi artisti proprio su questo equilibrio. La provocazione è figlia del nostro tempo, c'è stata anche in passato, ma vive nel momento in cui viene presentata al pubblico. Si può discuterne di meno o di più, può essere un argomento anche da cosiddetto bar dello sport, ma poi passato quel mese, 2 mesi, 3, si ritorna sempre all'essenza e al messaggio che un'opera e comunque l'artista
ha voluto dare con mente, cuore e anima? Sì, questa è una domanda un po' provocatoria. Devo dire che il problema dell'arte adesso è sempre l'esagerazione, sono i mercati che riescono in un certo senso a creare degli artisti. Un po' ci sto anch'io in mezzo a queste storie, nel senso che sono un artista legato a certe gallerie, però devo dire io personalmente non ho mai cercato il gallerista che doveva così esaltare il mio lavoro in maniera diciamo inautentica. Quindi a volte noi sentiamo certe cifre, la Christie's, Finarte, così per caso leggiamo che certi quadri vengono venduti a milioni e milioni. Boh, a me sembrano un po' strane queste cose, però non voglio per carità entrare nel merito. Qualcosa di strano c'è, però non è che un artista si mette in competizione col mercato con queste cose. L'artista pensa al suo prodotto, a quello che fa, a essere sincero con se stesso, e poi la storia farà i suoi conti, voglio dire. La storia è quella vera, perché poi non è vero che chi sta nei musei adesso rimarrà, perché c'è questa famosa storia, se non stai al museo non sai nessuno. Qualcuno c'era 50 anni fa e non c'è, quindi voglio dire. E poi è importante anche stare fuori dal museo, non sempre dentro, Schifano diceva che il museo è il cimitero dell'arte, i quadri stanno bene nelle case, capito? E quindi dove ci sono i nipotini, le nonne, gli zii che dicono ah che bello, ah che brutto, ah che schifo, ah che bello. Ecco, e lì vive il quadro. Poi per carità, ben venga il museo nel senso proprio, come si può dire, sociale, no? Ecco, didattico. Ecco. Però tutto ha i suoi tempi. L'informale, la pittura d'azione, in una costante ricerca metafisica, sono elementi che comunque appartengono al tuo DNA. Sì, certo, io sono partito guardando la pittura informale perché era quella che mi si addiceva di più, insomma, il mio modo di essere anche così irruento, così gestuale, istintivo. A me è sempre interessata proprio la pittura d'istinto, la pittura di getto, veniva chiamata un po' così. Certo, poi attraverso tutti i filtri della storia dell'arte, insomma io ho sempre guardato il paesaggio, a parte i primi anni dove si faceva accademia, quindi la figura ovviamente, eccetera, ho fatto anch'io nudi, ritratti come tutti, insomma, però sono sempre stato attratto da immagini di paesaggio, forse perché sono nato e cresciuto in riva al lago, e quindi queste luci sfuggenti, questi cambi di atmosfere mi hanno sempre attratto, e quindi avevo il bisogno di rappresentarli in qualche modo, no? In un modo veloce, perché le luci sfuggivano velocemente, e anche perché io ci passeggiavo sopra, quindi io non ho mai fatto pittura en plein air. Io immagazzinavo immagini e poi di notte alla luce del neon, quindi il paradosso, rivivevo queste cose. All'inizio è abbastanza figurativo, poi dopo informali, fino ad arrivare all'informale puro, che però è finito per non interessarmi, perché
mi portava fuori, cioè io avevo bisogno di riappropriarmi dell'immagine in qualche modo, attraverso una pittura che la negava. Quindi c'era una contorsione, no? Concettuale di quella roba lì, chiamiamola così. E alla fine gli è venuto fuori un paesaggio che ha tutte le componenti della pittura informale, ma che però mi ridà in qualche modo l'immagine. Ecco, tu sei un pittoscultore, quindi astraendoti lungo dimensioni visive, percettive, diverse, si crea da un lato opere figurative, dall'altro astratto informali. Entriamo in questo processo che tu stai curando ed approfondendo da moltissimi anni. Ma secondo me, grande dottore Alain, io che la stimo moltissimo, le spiego semplicemente che la figurazione come l'astrattismo sono due cose che apparentemente sono differenti e sono diverse, ma alla fine vanno a raccontare la medesima cosa. Se io vado a raccontare con una mia opera, con un mio racconto, un'opera figurativa, nella figurazione noi siamo spettatori, vediamo ciò che vediamo, ma non entriamo nella materia. Ma se noi quella stessa opera figurativa, che la andiamo a analizzare, la andiamo a, tra virgolette, sviluppare con le nostre intuizioni, con le nostre sensazioni, entrando nei particolari, entriamo in microcosmi o addirittura in macrocosmi che alla fine diventano l'astrattismo che lei stava dicendo. Quindi per me assolutamente è la stessa identica cosa. Se io vado a raccontare i 4 elementi, non posso assolutamente dire che vado a discostarmi da ciò che è la mia matrice. Non sono l'artista, tra virgolette, che segue il mercato, che segue ciò che è il trend, ciò che è richiesto, ciò che è voluto dal mercato in questo momento, ma sono un artista che continua a ricercare il particolare nel particolare che ci viene già dato e che lo troviamo in qualsiasi cosa che noi tocchiamo. La natura è la nostra maestra, è il nostro input, ecco. Nella storia dell'arte molti artisti hanno dipinto degli autoritratti. Celatamente tu ne hai fatti 4. Ecco, entriamo nella tua disamina personale partendo dal titolo, ma anche nel tuo stato d'animo che hai voluto rappresentare. Sì, celatamente effettivamente è proprio così, nel senso che io ne ho dipinti 4 e non li ho mai mostrati, tranne l'ultimo che ho deciso di pubblicare recentemente. E questo perché? Un po' perché ho sempre pensato di ritrarmi sempre in tutti i volti che ho dipinto, ma in quest'ultimo anno è capitata un evento molto personale che ho vissuto in maniera quasi traumatica e che ha lasciato un segno indelebile dentro di me, ed è che proprio prende il titolo di questa nuova serie, che è il guasto. E il guasto è questo evento che ha causato questa rottura all'interno della mia persona. L'unico modo che avevo per poter tentare di aggiustare questo guasto era proprio raccontarlo, e questa volta non potevo più farlo attraverso l'utilizzo di un volto che andavo a prendere in prestito, ma dovevo metterci per forza la mia faccia. Non ho ancora avuto il coraggio di mostrarli tutti, ma pian pianino, quando avranno preso anche un numero maggiore, probabilmente ci farò una personale, allora sarà il modo di mostrare agli altri anche questo vissuto particolare di quest'ultimo anno. I libri che tu utilizzi sono veri, però diventano delle sculture attraverso diverse fasi, una lunga lavorazione. Ecco, spiegaci ed entriamo nel dettaglio dei libri bianchi. Dunque, i libri bianchi sono libri veri, sui quali intervengo con acqua, colla, gesso, poi vernice acrilica, e li spoglio del loro contenuto, e sotto questo velo bianco loro diventano degli archetipi. Il libro diventa tutti i libri,
a significare la cultura, la conoscenza, la voglia di sapere. Quindi, metaforicamente, assistiamo ad un passaggio di significato. Allora, il contenuto del libro originale scompare apparentemente, però diventa parte di un tuo messaggio, di un nuovo approccio all'arte, ma anche alla vita. Con l'aggiunta di materiali apparentemente estranei come il filo spinato, il vetro, i chiodi, il legno, il libro si trasforma. Ora non si parla più di carta, si parla di spazi, di contenuti, di pieghe, finché il libro, attraverso tutti questi elementi, si trasforma da libro in scultura. A questo punto il libro, che è bianco e diciamo è silenzioso, in realtà le pagine gridano in silenzio per essere letti altrimenti. Le tue figure femminili, nel loro fascino, emanano forza e dolcezza per dialoghi segreti. La mia formazione classica mi ha portato a una concezione della figura femminile come elemento di perfezione e di bellezza. E questo non solo fisica, ma comunque bellezza intellettuale, forse anche per esperienza personale, quindi mia madre, mia moglie, eccetera. E sono stato attorniato da persone splendide e queste figure femminili così importanti secondo me vanno valorizzate, ma nella loro interezza, come quasi idealizzate, nel senso classico, come delle divinità, delle madri, delle persone splendide, e nelle mie sculture cerco che questo venga ad appagare sia l'occhio di chi le guarda, ma soprattutto il cuore, lo spirito.